per poter parlare di una cosa bisogna averne l'esperienza, e quindi pensavo che sarebbe stato anche per me importante fare questa esperienza prima o dopo. Naturalmente non l'ho cercato, è arrivato perché abbiamo avuto contagi in tutta la mia famiglia. Positivo al Covid dal 28 dicembre Fabio Padovani, imprenditore di Santa Lucia di Piave e presidente del comitato Riccardo Szumski, inizia così un lungo video su Telegram in cui racconta i giorni non facili della malattia, gestita, malgrado la febbre alta, sempre in casa. A seguirlo il sindaco medico paladino delle cure domiciliari, ma anche un altro professionista di cui non fa il nome, che gli ha suggerito di assumere l'ormai famosa ivermectina. Qui ho le ricette che mi ha ordinato Riccardo. Un altro grande medico mi aveva detto di fare scorta un mese fa di ivermectina, cosa che io ho preso fin dal primo giorno. La fede mi ha aiutato molto, a me e a tutta la mia famiglia in questa circostanza, e ringrazio Dio per questo. Covid-19 però è una malattia che può essere guarita a casa, qua nella mia casa, senza andare a intasare ospedali. L'ivermectina è a livello internazionale stata valutata, ed è giusto che sia stata valutata, così come tanti altri approcci, come per esempio il plasma e altri farmaci, che però dopo una fase emergenziale in cui era giustificabile trovare degli elementi terapeutici, oggi dobbiamo invece seguire le linee guida, perché questi farmaci, l'ivermectina in particolare, ha pesanti effetti collaterali e non dà benefici dimostrati dagli studi clinici. Le cure domiciliari sono fondamentali, sottolinea il virologo Pregliasco, ma non sempre sufficienti. È fuorviante e per di più pericoloso rendere pubblico un video in cui si dà per certo che ognuno possa superare il virus assumendo dei farmaci a casa. L'infezione, dice Pregliasco, è una roulette russa. Ma proprio per questa peculiarità della malattia, che ha un ampio spettro di patologia e di intensità dei sintomi, e l'ivermectina potrebbe non fargli niente e guarire comunque. Questo è l'elemento però sbagliato che va assolutamente stigmatizzato.